Ora la protesta per il mini eolico a Villanova Forru, è nato un comitato contro l'installazione di nuovi impianti, i regolamenti vanno cambiati e questo l'appello rivolto alla Regione. Vediamo cosa sta succedendo con l'inviata Claudia Stamerra. Nel comprensorio tra Villanova Forru e San Luri le pale del mini eolico in funzione sono già quasi 10. In viaggio però ce ne sarebbero almeno altre 6 collocate da società del settore energia e in previsione per il Medio Campidano e la Bassa Marmilla almeno un'altra quindicina. A Villanova Forru però non ci stanno, il timore è lo sfruttamento indiscriminato, il pericolo di eccessivo impatto ambientale e la perdita dell'autonomia di produzione. Il nostro comitato spontaneo è nato perché le pale potrebbero diventare 20 o 30 e finirebbero per punteggiare le colline di questo territorio, deturpandolo. Bisogna dire che noi non siamo assolutamente contro le energie rinnovabili, siamo contro uno sfruttamento indiscriminato delle energie rinnovabili e gli investimenti sono fatti da imprese che hanno capitali continentali o esteri, comprano i terreni, impiantano le pale, sfruttano grazie al vento, producono grazie al vento l'energia eolica, la convogliano verso il continente, si portano quindi via i capitali, i soldi, il reddito e l'energia senza che qui rimanga nulla, neanche un posto di lavoro. Il mini eolico è un'energia rinnovabile e pulita, però è decisamente impattante da un punto di vista visivo e anche ambientale. Sì, vogliamo un piano che regoli appunto questo impatto ambientale e che si permetta appunto di valutare in quali luoghi insediarlo. Sull'isola il mini eolico è già una realtà, una rinnovabile in grado di sviluppare una potenza fino a 60 MWh, dovrebbe garantire energia per aziende agricole, imprese e gruppi di abitazioni in regime di autoproduzione. Essenziale garantire la partecipazione degli enti locali.